Heliconis melpomene del centro-Sud America è una farfalla che ha un nome particolare, farfalla postino. Questo perché è in grado di memorizzare la collocazione dei fiori e tornare a visitarli dopo che è trascorso il tempo sufficiente perché questi si ricarichino di nettare. Come potete vedere il colore è abbastanza esplicito, si tratta di farfalle velenose, infatti i bruchi si nutrono di passiflora, che è una pianta velenosa, e accumulano le tossine e poi la utilizzano come difesa nei confronti dei predatori. Un'altra particolarità di questo genere è che gli individui si riuniscono spesso in gruppo per andare a dormire. Si chiamano roost notturni, anche centinaia di individui possono riunirsi su una pianta nella foresta e questo comportamento si pensa serva a amplificare il messaggio di avvertimento nei confronti dei predatori. Però diciamo che ancora non è stato dimostrato pienamente il significato di questo roost notturno. Ciao da Manuele Francesco dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Puoi dire qualcosa anche tu, Francesco? Cosa dovevo dire io?